Una bella storia di generosità e di donazione di organi arriva dall'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una donna deceduta nelle scorse ore a seguito di una vasta emorragia cerebrale è stata nella sua vita contemporaneamente, ma in anni diversi, ricevente e donante, per il fatto di aver beneficiato in vita di un doppio trapianto di reni ed aver donato una parte di sé, il fegato, dopo la morte. L'ottantenne agrigentina aveva da tempo manifestato ai suoi familiari l'intenzione di voler restituire al termine della sua vita la felicità di aver potuto prolungare senza sofferenze i suoi anni, donando la stessa speranza ad altre persone in stato di profondo bisogno. L'intento è stato rispettato grazie al consenso espresso dai familiari e immediatamente dopo il decesso un team multidisciplinare composto da medici e sanitari appartenenti a diversi reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in sinergia con l'equipe chirurgica dell'ISMET di Palermo, si è attivato con urgenza per procedere all'espianto. L'intervento è perfettamente riuscito ed il fegato prelevato dalla generosa signora è giunto a donare nuova gioia ad una paziente in trepida attesa. Preme innanzitutto sottolineare, ha dichiarato il manager Sant'Onofrio, la generosità dei familiari nella scelta di acconsentire all'espianto. Si tratta di un gesto esemplare.